Allora, io ho accennato anche al discorso, Presidente, dei crediti incagliati, perché si parlava di compensazione, andare a compensazione nella dichiarazione dei redditi, ma insomma è possibile? Queste aziende come sono messe allo stato attuale? Lei diceva si rischia di bloccare un settore, che parvenza c'è? Beh, oddio, oserei dire, io per natura non sono pessimista, però devo dire che la situazione che stiamo leggendo adesso è una situazione, oserei dire, drammatica. È drammatica perché quando parliamo di 32.000 aziende a livello nazionale che sono in forte difficoltà, quando parliamo di 21 miliardi di crediti nei cassetti fiscali non smobilizzabili, parliamo di una quantità di denaro che sta mettendo in difficoltà le nostre aziende. E perché sta mettendo in difficoltà le nostre aziende? Perché purtroppo queste aziende devono pagare i propri dipendenti con denaro e non con delle carte presenti in una musina. Devono pagare i propri fornitori con del denaro. Ad un'azienda non può essere priva di liquidità per poter continuare a lavorare, anche l'acquisizione dell'appalto stesso. E quindi questo ci impaurisce perché non essendoci, perché piano piano il 110 starà sfumando, voi vedete che con l'ISEE a 15.000 euro saranno ben pochi i proprietari di abitazioni. Appunto, avendo un ISEE basso, come fai a permetterti di ristrutturare 15.000 euro è ovvio che uno non può pensare alla sistemazione della casa, ma non lo può pensare perché manca anche quello che io chiamo il volano del 110, che era la cessione del credito. Perché se io non potevo defiscalizzare in proprio, però trovavo qualcuno che mi comprava il credito, io potevo fare questa casa. Quindi il blocco della cessione del credito è un qualcosa che ha scombussolato i piani, tant'è che questo va sulle spalle sia degli imprenditori, perché non possono cederlo a nessuno, perché le banche che avevano promesso non lo possono più acquisire, e tantomeno i privati possono cederlo a delle aziende. Questo è un problema effettivamente molto importante. E poi è caduto proprio in un momento dove eravamo anche abbastanza felici perché avevamo avuto la capacità e la comprensione da parte delle regioni di acquisire i crediti. La Regione Veneto acquisiva una quantità importante di credito, come questo, la stessa provincia avrebbe acquisito, perché avrebbe acquisito, come la stessa provincia di Treviso già aveva pensato a 14 milioni e mezzo, se non fosse stato per questo stop della cessione, stop degli sconti, perché si diceva che questo era un incostituzionale e avrebbe aumentato di molto l'indebitamento pubblico, per cui stop a tutto quanto. Le stesse banche hanno detto: noi non possiamo più acquisire crediti. Il governo dice: ma le banche hanno ancora 17 miliardi e mezzo di capacità fiscale, gli istituti assicurativi possono acquisire. Parli con gli istituti assicurativi, per citare i più grossi, Unipol e Generali, dicono: ma chi mai l'ha detto? Questo non è mai stato il nostro mestiere, quindi noi non acquisiamo. Le banche dicono: ma il governo sta dicendo un qualcosa che non è proprio esatto, perché sta dimenticando che noi abbiamo già introitato 71 miliardi circa, per cui non abbiamo più questa capacità. Poi è nato il grosso problema dell'indebitamento nel 2023, poi invece si è capito che le spese eseguite nel 21 ricadevano nel 21, quelle del 22 ricadevano nel 22, ecco perché noi imprenditori diciamo che i soldi per le opere che abbiamo fatto nel 2021 e nel 2022 ce le dovete pagare subito, perché ricadono nel bilancio del 2022, e poi per il 2023, adesso che sappiamo che non possiamo più cedere i nostri crediti perché nessuno li compra, ce ne faremo una ragione e non faremo più 110, e a meno che non ci sia anche la quarta cessione del credito alle partite IVA, che Confindustria si era proposta, per il momento è stoppata. L'F24 che il rapporto ANCE-ABI avevano dato per scontato, non sappiamo ancora come ben funzioni. Cioè, c'è veramente... quindi non è una cosa definita? Non è una cosa definita, e sembra quasi che l'F24 si stia abbandonando perché
troppo lungo e comunque non capacitivo in termini di assorbimento, acquisiscono troppo poco in virtù del debito. Quindi resta tutto bloccato là per cui rimane tutto bloccato. È stata fatta anche un'ulteriore proposta dicendo: ma perché tutte le partecipate dello Stato non possono acquisire, parlo di aziende importantissime quali possono essere le Ferrovie dello Stato, le varie, Eni, sì. la SNAM, Fincantieri, ecco, aziende del genere, hanno una grossa capacità, no, di defiscalizzazione. Adesso vediamo, è questione di giorni. Io sono convinto che il governo abbia capito qual è la difficoltà. L'ANCE è stata molto chiara, è andata giù in maniera molto esplicita, dicendo anche: occhio, che non potete salvare il bilancio dello Stato facendo morire le aziende, quindi dovete trovare una soluzione a questo cassetto fiscale pieno che deve essere sgravato. Non potete lavarvene le mani. È come quel primario che dice: l'operazione è andata benissimo, il paziente è morto. Beh, non è andata benissimo la cosa, qualcosa è scappata, cioè non può vivere lo Stato facendo morire. No, ma poi dietro ci stanno i proprietari che hanno fatto fare questi lavori, che si sentono comunque in sospeso, perché poi bisogna che questi lavori vengano portati a termine. Vengono portati a termine e quindi ci sono proprietari che hanno la casa in corso d'opera che non è stata conclusa, dove da una parte gli inquilini sono fuori in affitto perché mancano i serramenti in casa, dall'altra parte c'è l'imprenditore che non ha più la capacità economica di far fronte alle spese per finire l'opera, perché gli era stato garantito che questo credito gli sarebbe stato preso, cosa che non è. E quindi è veramente una situazione problematica. Molto difficile. Leggiamo un messaggio che era arrivato poc'anzi, era messo in onda, io non sono riuscita a leggerlo, vediamo un attimo se riusciamo a rimetterlo in onda. Eccolo qua. È vero che le materie prime sono aumentate, ma non con la stessa percentuale che ricade sul costo dei lavori. Credo a quello che dice il suo ospite, ma non ditemi che non c'è speculazione. Quale miglior periodo storico per le aziende per aumentare i prezzi da anni bloccati? Tutti ne hanno approfittato. Parrebbe un discorso di parte. Vi garantisco che, allora, premesso che le opere relativamente ai bonus non sono fatte applicando dei prezzi che sono personalizzate da azienda ad azienda, perché la famosa congruità dei costi che viene data da una direzione lavori, nasce da un listino che è quello per tutti. Non c'è un listino Ghiotti, un listino Antonio, un listino Anna Maria. Il listino è solo quello, per cui noi siamo obbligati a quelle tariffe. Molto spesso vi dirò che alcune tipologie operative erano addirittura sotto costo, vedasi i serramenti, per esempio. Poi c'erano sicuramente anche delle opere dove veniva garantita una certa marginalità. Non è l'impresa in sé che ci abbia fatto la cresta. È ovvio che se io 2 anni fa costruivo per il mio committente il ponteggio a 10 e io lo sto pagando 15, lo dovrò vendere a 16, perché quell'attimo di utili, di spese generali, che sono biologicamente indispensabili per far sopravvivere la mia azienda, le devo ricaricare. Non è l'impresa di per sé che ha aumentato, l'impresa altro non ha fatto che sommare i maggiori costi per dare quel prodotto, perché se il legno lo pagavo 10 adesso lo pago 15, se la lattoneria di rame costava 48 euro il metro lineare, un sviluppo 50 e adesso la paghi 60, io dovrò pure ricaricarla, e così per tutte le altre opere. Chiaro. E quindi non è proprio una speculazione che faccia in capo alle imprese in sé, credetemi, non è proprio così. Poi tanto è vero che prego. Sì, poi ci sono imprese più corrette, imprese meno corrette,
imprese più virtuose, imprese meno virtuose. Noi siamo un SNC, abbiamo 84 collaboratori in forza, esistiamo come SNC, quindi ci mettiamo la faccia e non solo il capitale sociale, ci mettiamo tutto il nostro capitale in quello che facciamo ed esistiamo da 100 anni e quindi non è certo un'accusa quello che il Signore fa, perché le cose si leggono anche così ed ahimè ci sono anche imprese che si sono comportate male, ci sono anche imprese che sono nate e diciamolo chiaramente non sono imprese ANCE, però sono imprese edili che hanno approfittato di questa situazione per introitare danari senza fare niente. Si facevano anticipare dei soldi pur di dar garanzia al committente, perché dicevano se mi dai una cappara all'inizio, se no io non posso dirti di sì, e se ne sono scappati. Al mondo c'è di tutto. Certo. Allora, non abbiamo parlato degli appalti pubblici, magari ne faremo in un proseguo in un'altra occasione, anche delle opere pubbliche. Il tempo è venuto meno. Grazie Presidente di essere stato qui con noi. Grazie a voi telespettatori di aver partecipato con la vostra telefonata e i vostri messaggi, che sono sempre estremamente stimolanti e utili. Buon proseguimento. La puntata la vedete come sempre in replica nel nostro sito. Grazie. Noi vogliamo essere degli orgogliosi costruttori di una bella Italia, perché il nostro Veneto è primo a livello nazionale come turismo e vogliamo dare questa garanzia. Grazie a tutti. Grazie Presidente. Grazie a lei.